Abbiamo in costruzione un ecosistema digitale con il DMS al centro di tutto questo sistema, perché l'obiettivo era quello di innanzitutto valorizzare tutti gli strumenti e gli ambienti e le piattaforme nella propria disponibilità della Regione, ma anche e soprattutto quella di valorizzare e integrare quelli che sono anche gli ambienti e le piattaforme di tanti stakeholder. Allora parliamo dei consorzi, parliamo dei comuni, parliamo dei parchi, parliamo dei siti anche della cultura o dei GAL, e quindi in questa operazione non semplice stiamo costruendo questo ecosistema digitale. È partito, l'abbiamo già attuato nella funzione di integrazione dell'informazione del sistema tipico di un DMS con la rete degli uffici IAT, e quindi c'è questo dialogo e questa integrazione. Ovviamente il percorso è molto ampio e molto articolato, necessita della partecipazione convinta dei territori, degli stakeholder, degli operatori, ma il percorso è quello che è importante e che è stato avviato, e quindi siamo già pronti, lo strumento c'è, è a disposizione, deve essere adesso sviluppato ulteriormente con tutto il territorio.